tutte le zone che vanno dalle Balze, Verghereto, Rio Freddo, Alfro a scendere. Poi abbiamo un ospite graditissimo che è di San Piero, maestro Battistini Stefano, grande violoncellista. Applauso per il maestro Battistini. Oltre che il clarino, fisarmonica, tutto il coro. No, due parole le dico, siccome c'è scritto Pasquale Don Arturo, non è che adesso facciamo una messa cantata, soltanto che questa Pasquella composta da Don Arturo, che casualmente era anche mio zio, è stata cantata forse una volta sola nell'86, infatti l'abbiamo nominata così e dopo 40 anni andiamo a ricantarla con qualche piccola variante eccetera. Quindi mio zio Don Arturo, se non altro per la veste che aveva, chiaro che parlava di pace, amore, speranze, culla, redentore, quindi questi saranno i temi. Ok? Buon ascolto. Grazie, grazie, bellissima. E noi l'ascoltiamo molto volentieri.
bravissimi, bravi e complimenti a continuare a portare avanti la tradizione della Pasquella originale, la più bella, non lo dico per retorica ma veramente la più bella. Un altro applauso alla Pasquella, che dal cielo Don Arturo ci aiuti veramente anche a finire la serata. Grazie davvero Emanuele, grazie a tutti i ragazzi. Ciao, ciao, buon cammino, come si dice adesso. Buon cammino, non è quello di Compostela ma quello verso le altre osterie. E veramente complimenti ancora, un applauso, arrivederci, ciao.